Radio Spazio 103 ha presente Jale Copasse, idee a confront sul Friul di Bue. Una trasmissione di Federico Dairos. Un saluto a tutti, ben arrivati a Jale Copasse. In chi se ne sta trasmissione voi di sviluppare una riflessione con elementi anche di cronache che intende a una questione importante per una comunità o per un popolo e che da memorie storiche in che maniera che va conservata, in che maniera che si può modificare dall'evoluzione anche sociale, di sensibilità culturale, di sistemi di valori e via discorrendo. Il caso mi sembra anche un caso interessante di un'installazione di un sistema che si chiama in tal comune di Visc e che è stato adoperato come camp di concentramento insieme a una rete di camps di Kisgener che era stata adoperata dal 42 al 43 dal regime fascista e che era finalizzata in particolare a in qualche maniera possiamo dire rieducare fra virgolette che erano i nuovi cittadini italiani da province italiane di Lubiane. Il paradosso è che tanti svolti si difendono o a definire i loro confini l'anto un evore poi in di là in chi scassi erano a liberare l'Italia proprio un evore lontano. Sono state pronte, sono state mettuti in vore diverse chiams di concentramento a Gurisse, dai bandi di Gurisse andare in due, Sdrausina e Fossalon, dopo anzi tre, dopo anche Arbe e in altre località. Due avevano in Friul, che il di Gonars e che il di Visca appunto. Visc è venuto come alla ribalta perché l'amministrazione comunale è stata chiamata dalle iniziative che per qualche cittadino dal comune a fare in capire che si vede idee di alienare, di vendere la caserme che si chiama caserme Sbaiz che si chiama proprio in queste camp di concentramento che dopo era stata attiva chiamò da Jains è stata attiva queste caserme da Jains 30. Allora voi i chiacchierini di queste si intende anche punti di vista differenti. Rivarin ad ore anche avere la testimonianza e anche il pensiero di un testimone un evore importante che ha vissuto le esperienze tragiche dai camps di concentramento non di poi camps che è anche un scrittore un evore riconosciuto in questo momento che è Boris Pachor. Ma per intanto presenti l'ospite che vinta in questi studi che è Elena Ceccotti e che è assessora a cultura e balance dal comune di Visc. Dunque do il benvenuto. Buongiorno, ringrazio per avermi così invitato e saluto anche tutte le persone all'ascolto. E vi in linea anche un rappresentante dai cittadini di Visc che si sta mobilitando per bloccare queste iniziative da comunque come io domandi anche ieri magari di presentare un sale bene. Intanto saluti il professor Ferruccio Tassi. Buondì. Sì, buondì. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora assessore, io gli hai cercato così di viergi il discorso che è stata vonde vago dopo una parole italiane no perché che riguarda proprio questi esempi di memorie storiche che vi chiamano a voi questi territori. Dice si tratti c'è pensai di fa? Ecco, allora diciamo che il problema non è recentissimo, solo che in questi ultimi giorni si sta leggendo, si sta scoprendo, ecco, diciamo, questo polverone. L'amministrazione è entrata in possesso di questa caserma dal demanio alcuni anni fa e però materialmente purtroppo non ha disponibilità di fare alcunché perché a quanto pare esiste un vincolo delle belle arti in quanto gli edifici sono hanno una data storica superiore ai 50 anni e quindi devono essere preventivamente vincolati o svincolati a seconda.
Il problema che è nato è che la risposta delle Belle Arti non è mai pervenuta al comune nonostante mesi e mesi di ritardo, e quindi l'interesse era nato per avere una risposta, per poter sapere quali sono effettivamente le possibilità, perché al momento l'amministrazione non può decidere alcunché se non quella di gestire i costi che al momento la caserma ci dà. Io continuo a chiamarla caserma perché personalmente al momento esiste solo una caserma, se non appunto la memoria di qualcosa di diverso, e abbiamo moltissimi costi relativi anche e soprattutto al problema dell'Eternit. Bisogna pensare che questa caserma ha un 80% di tetti in Eternit, quindi un grosso disagio ambientale soprattutto per le persone di Visco che abitano nei pressi, ma anche un grosso problema quando, come è già successo, col maltempo cade un albero, si buca il tetto e si spendono migliaia e migliaia, e qui ci riferiamo sull'ordine dei 10-20 mila euro per smaltire questo Eternit. Mm-hmm. Allora, queste caserme sbagliate fa parte di queste strutture militari che il Stato ha trasferito agli enti locali. Esatto, ci hanno trasferito la proprietà, ma materialmente è una proprietà fittizia, perché sì, è vero, siamo proprietari, siamo gestori del bene, dobbiamo preoccuparci di mantenerlo per quanto possibile in sicurezza, cosa che al momento, appunto, come le spiegavo, è molto difficile, ma materialmente non abbiamo la piena disponibilità dell'area proprio per questi motivi legati agli svincoli della sovrintendenza. Ma per quali motivi esistono dei vincoli dalla sovrintendenza? Perché esiste una legge che prevede che quando ci sono dei beni che hanno un'età superiore ai 50 anni devono avere questa valutazione preventiva, al che a prescindere dal valore storico, culturale o artistico. Infatti nell'area che è stata presa in considerazione esiste anche una mensa che è stata costruita sul territorio della caserma, all'interno della caserma, che è molto più recente e infatti non rientra negli edifici che devono essere sottoposti a questo giudizio. La cosa comica è che la cucina è stata ultimata dopo che la caserma è stata chiusa, quindi mai stata messa in funzione, insomma, uno degli sprechi in Italia. Queste caserme, queste luoghi, possiamo considerare che è importante come memoria storica, anche con riferimento che ha un momento drammatico dal punto di vista politico dal nostro paese, no? Intanto dalla seconda guerra mondiale, con queste conflittualità internazionali, in là che certe soluzioni venivano inchiappate proprio attraverso gli avanti, sopprimendo la libertà individuale delle persone, creando questi chiami di concentramento. Sì, ma è un periodo storico terribile. L'amministrazione non è che vuole calpestare o cancellare questa pagina della storia, assolutamente. Quello che pensa l'amministrazione è che è giusto dare un ricordo ai morti, ma bisogna tutelare anche i vivi. Quindi l'amministrazione sta pensando di dedicare un'area di questa superficie che insomma è molto vasta, sono 120.000 metri quadrati, dedicare un'area come ricordo, quindi con la posizione di una lapide commemorativa, e siamo già in contatto col consolato sloveno, insomma sono già stati presi dei contatti per appunto questa lapide, in modo da mantenere vivo il ricordo, dare il giusto peso alla memoria storica, però non tutti i 120.000 Mi sa me che il professor Tassin diceva che la lapide è belgià. Ho capito bene, professor Tassin? Sì, esatto. Sì, no. La lapide esiste, semplicemente siamo in contatto col consolato per ristrutturarla e ampliarla, darle una nuova veste, aggiungere altre scritte. Professor Tassin, lui si sta muovendo a livello personale, individuale, dalla comunità da vostri comuni, oppure costituito un comitato o un gruppo di persone? No, allora io non mi sto muovendo a livello individuale perché sarebbe una grande presunzione. Io so che l'ha studiato profondamente tutto il fatto, e contrariamente a ciò che dice l'assessore, non esiste la memoria, esistono edifici dove che l'ha operato il campo di concentramento, oltre che al suolo che esiste, no? Si capisce? E non mi sono mai accorto che sei stato questo rispetto da parte dell'amministrazione, tanto è vera che la prima volta che la lista da Siora il ha da amministrare il comune non aveva neanche 1 millimetro di peraulis su sé che era al campo di concentramento, neanche la memoria. Dopo
quando è venuto fuori il polverone col Corriere della Sera, si è detto di tutelare 25.000 metri, non si sa in base a sé, perché bisogna studiare, io ho studiato di science la roba. Dopo il sindaco l'ha dichiarata la vita cattolica 10.000 metri, che poco prima delle altre elezioni del fondo sindaco, e come una quantità minima. Ora, chi sta caserma non dà come la memoria storica del campo di concentramento, che è il più emblematico, è un luogo di enorme interesse storico, e chi non lo dice come no, non lo dice, anzi a livello internazionale, cioè io non so il portavoce di me stesso, andai da di me studiosi sloveni, austriacos, carinzians e italians. Ecco, addirittura per dire al rispetto che lei per questa struttura, quando io ho fatto come consigliere di minoranza una relazione e c'è carattere del campo di concentramento, la sala consigliare si è scatenato un putiferri e nessuna amministrazione mi ha detto quando chi sta in diceva 25 morti in fin dei conti sono, non è esistito, chissà se l'è esistito. Quindi in plan vuol dire che l'amministrazione non rispetta, tant'è vero se uno va a lei al Corriere della Sera ha una dichiarazione del vice sindaco che è una dichiarazione che non sta né in sile né in tiara. Professor Tassin, d'ogni di Visca esisteva anche il camp di Gonar, sì, no? Sì, esisteva anche il camp di che Gonar, è stato predisponuto per 3.000 persone, ma lì addirittura era arrivato a 6.000. Il campo di Visca chi sta a Gonar invece tal caso di Visca troppe persone. Allora, il caso di Visca sono stati qui dis 3.000, qui dis 4.000, perché sono stati 3.400 di che si sa, perché era mutevole la situazione, no? Però io ho accettato un progetto dal giugno del 43, dove che è chiesto le gravissime, perché vuol dire che si aveva in avanti con l'internamento, dal giugno del 43, là che si lo costruiva per 10.000 persone, ecco. Però dicevi che il look storico non è dove il campo di concentramento, che è la parte emergente che fa discutere perché i PVC no, ma l'è stata anzi all'ospedale militare attendato il Grande Italia con 1.000 posti jet, dove che sono morti 560-590 soldati, in gran parte italiani e anche austro-ungarici, e anche i morti di Visca o i morti di tutta la provincia di Gorizia, perché era un ospedale contumaciale, cioè era per i colerosi, eccetera, malattie infettivi. Ecco, dopo l'estate un campo per i profughi dal Piave, dopo dal 17 e fino al 23 circa, dopo l'estate campo di concentramento, dopo l'estate poi da Wehrmacht, dove che l'estate anche un'operazione di comando da film che Martello, il capo da Gabbia Bassa Furlana con una trentina di partigiani hanno portato via un camerimorchio di armi senza compagni su un Melcian, e dopo dal 45 sono stati disarmati 15.000 cetnici, quindi è un'enormità di avvenimenti storici che passano per lì, oltre che essi sul confine. Lì l'era confine dal 1420, quando Vignesi ha occupato al Friuli, lì era contea di Gorizia, quindi sì, l'era sì. confine. Me lo domandi placer di nos la richiamasse, perché se no non riviene ad ore a studiare bene il caso. E dopo in ultimo è stata caserma, e prima da caserma sono stati la finanza e i carabinieri che hanno fatto possesso di Gorizia, quindi è un leam enorme. Sì, voi di fare una domanda un po' particolare a Elena Ceccotti, perché che è un assessore anche un lavoro giovane. Elena, per suo conto, talain dal paese state conservate il riguardo di questi campi di concentramento? Allora, parlando con i vischesi, insomma, uscendo, eccetera, eccetera, quello che emerge è che la memoria esiste, che se ne dica, anche se non viene manifestata con cose eclatanti. Come dicevo prima, nessuno vuole cancellare, neanche al di fuori dell'amministrazione, nei semplici cittadini, però bisogna mantenere un minimo di obiettività. Se prendiamo ad esempio il campo di concentramento di Gonars, cioè io ammiro come abbiano valutato la situazione, hanno
valutato la situazione, hanno dato il giusto peso, hanno creato a ricordo la struttura che esiste adesso nei pressi della Napoleonica. Però a Visco si chiede il professore con le persone che si stanno interessando alla cosa, chiede di vincolare un'area vastissima. La domanda che ci poniamo noi come cittadini, non solo come amministrazione, è che cosa vuole farne di questi 120.000 metri quadrati? Mm-hmm. Ma prima di domandare a chi su cittadini c'è che penseresti di fare, la domanda che vi fa aveva fatto prima di tutto l'amministrazione comunale, vuoi che pensai di fare di tutti questi spazi? La cosa principale e che viene prima di tutto è la messa in sicurezza dell'area, che, come dicevo prima, essendoci una quantità molto rilevante di Eternit, crea un disagio proprio per la salute dei cittadini. Mm-hmm. Il problema è che, come si sa, lo smaltimento dell'Eternit è cosa molto molto costosa, quindi bisogna trovare la maniera di provvedere. È vero che l'amministrazione aveva avuto contatti negli anni passati, quando era in carica il defunto sindaco Boemo, da parte di un privato che voleva acquistare una piccola parte della caserma, avrebbe acquistato una porzione per farne un deposito, anche perché l'amministrazione è comunque attenta a che non si vengano a creare delle attività che possano danneggiare anche il quieto vivere dei cittadini. Ecco, questa vendita avrebbe portato più di 1.200.000 euro di incasso con smaltimento totale di tutto l'Eternit. I cittadini di Visco questo ce l'hanno presente e hanno anche valutato il fatto che forse sarebbe stato un bene per l'amministrazione, anche perché sappiamo tutto che i bilanci dei comuni sono sempre più tirati, sì. E quindi è difficile far fronte. Sì, e vari voi naturalmente, come capite bene dal professor Tassin, anche secondo altri l'amministrazione comunale c'è obiettivi che ha su queste strutture e c'è che si può dare dal vostro punto di vista ex campo di concentramento. Prima di tutto, poi l'osservazione che dal campo di concentramento di Gonars non è proprio nuia, no? Cioè non è restata una pietra su pietra, nuia non è restata Gonars. Quindi è chiaro che Gonars non ha il problema di una tutela, non esiste, no? Mentre che a Visc, per esempio, tutta la zona comando è intata, identica, anzi una parte della zona comando è stata scotenata dall'attuale amministrazione e trasformata in sede di protezione civile con i cops di plastica, tanto per dire, insomma, che hanno fatto, no? Con i cops di plastica, quindi esiste proprio materialmente se tutela, esiste un sacco di, per esempio, le cusine dai ufficiali, la cusine da truppa, naturalmente per sapere che queste robe bisogna passare su la torre degli archivi, sviodi, fare ricerca. Perché che riguarda l'Eternit a lei, allora io domandi all'amministrazione, per se a fare l'esercitazione alla Croce Rossa Italiana e l'idrenti che l'Eternit, per se gi affitti a privati, a pidium privato, per se gi affitti alla protezione civile e all'ARPA se l'è tanto pericoloso l'Eternit, lì ien che va su e giù ogni momento. Allora il pericolo esiste o non esiste, ma insomma, allora io a Disicist insieme con altri che forse si può anche vendere, però prima di vendi bisogna analizzare se che vale la pena di salvare. Fa un progetto che dici se perimetrazione la sa, se tipologia costruttiva fa, perché se planti un palazzo con 20 metri sfurtiati le finute dopo le in rete che lì con l'osteria del confine che esiste il Marcel, esiste la dogana, dove che avevi proposto di fare il museo del confine, ma non un museo di robe vecchie, luogo delle muse, studiando la mentalità del confine, eccetera. Addirittura esisteva un progetto di insediamento di musica con richiesta europea, che era vedeva capofila il comune di Dael, il comune di San Vito, ecco, e lì non è stata da seguito, cioè non sono leggi da ur, quindi era la possibilità tanto di studiare su muccia
contribus europeos. Io ero là a Ciacarancia con l'assessor Jacob e l'assessor Jacob aveva detto di fare domande che mi risultino sono stati fatti. Sì, lui pensa a un progetto di museo dal confine, sì. Però anche pendenti anche questo momento dal storico, dal campo di concentramento. Ma si capisce, la Croce Rossa, il campo di concentramento, il tema da profuganza da prima guerra mondiale, da profuganza dal Piave, dopo un studio da arte di confine, da mentalità di confine, da musica di confine, esiste tutto un filone di studi su questo, no? E fai un esempio, noi un pittore che è a cavallo del confine, è il pittore Pietro Bainville, è un pittore che già lui era abituato, dal nord da Francia, no? Dal nord da Francia, da Lorena, quindi una zona che è passata di qua e di là, ecco, e che la git a cavallo del confine, la giva partava l'arte veneta di là e ciapava influenze austriache di Chiatrabanda, insomma, ecco, tanto per dire no? Che non stanno già studiare, l'importante picche dal punto di vista artistico, l'importante che il pittore dal punto di vista culturale, ma tanto per fare un microscopico esempio. Dopo, anche la Slavica Plauta, che è la direttore del museo, ex direttore del museo di Kronberg a Nova Gorica, era interessatissima a fare un'azione di partenariato per domandare contribus europeos, perché io là in Montenegro ha detto che Montenegro conosce in Visc come che chi di Visc conosce in Palma, perché a Visc è nasciuto il battaglione Orient che è stato protagonista della resistenza europea, cioè bisogna studiare, se non si studia da non si annuia e allora resta dove diventi così a Pirusvia. Sì. Io avrei svolto di chiacchierare dalla un po' di che scapodinisi le procedure, il percorso che un'amministrazione comunale ha può fare o ha di fare proprio quando si chiate, no, a dove gesti una situazione come questa che sti in disinvue. Prima però di dare la parola all'assessore alla cultura avrei svolto di come di si rivinadore a collegarsi con il scrittore Boris Pachor che ci ha dato una disponibilità per queste dirette. In tanti due il numero di telefono ai nostri ascoltatori, il numero di Radio Spazio 103 alle 51 26 61 col prefisso da 0432. Posso lei una poesia di un deportato scritta a Visc? Dopo? Sì, no, noi due la parola resti collegati, professor Tassin. Perché sai che il professor Boris Pachor è impegnato perché noi voi di fai piedi massettini. Sì. Quindi di che questo personaggio ha una biletata al 96 times, ma lei chiamò un'evore lucide, un'evore vivaros come chi può dare in Sintilu, e lui la fa l'esperienza dall'internamento in diverse chiamse di concentramento, prima in Francia e dopo in Germania. È stato un uomo anche coraggioso, un evore che con coerenza ha pagato anche il valore delle sue idee. Lui è stato un cattolico non comunista, sloven, antifascista, perché è stato partigiano e anche che le sue opere sono state proibite dalle repubbliche socialiste di Tito e addirittura ieri è stato proibito di entrare in Jugoslavia. È stato un ponte di riferimento importante anche per le nuove generazioni. Ha scritto diversi libri, sicuramente i nostri ascoltatori a San, perché lo viene presentato anche da queste trasmissioni. Il più famoso è Necropoli, che è stata pubblicata dal 97. Necropoli racconta proprio in maniera autobiografica la prigionia che lui ha fatto in un campo di concentramento. Non vuoi stare qua dai tanti premi e riconoscimenti che lui ha avuto, ma di un subito voi di chiacchierare anche direttamente con il professor Pachor, che lo saluti. Professor Pachor, buongiorno. Buongiorno. Saluto anche da parte mia qua. Abbiamo nei nostri studi l'assessore alla cultura del comune di Visco, che è Elena Ceccotti. E al telefono abbiamo il professor Ferruccio Tassin che lei conosce. Buongiorno a tutti e due, buongiorno. Professor Pachor, io so che lei è stato invitato proprio a fare un sopralluogo e con un incontro anche proprio in quello che è stato un tempo anche un campo di concentramento, quello di Visco. Lei che impressioni ha ricevuto?
Guarda, io sono molto contento di essere stato lì, con tutto che faceva freddo e ho preso freddo, a dire la verità, e credo che la disposizione d'animo sia stata in generale di non lasciare che decada, insomma, quello che il campo una volta era, no? Quindi se la disposizione della popolazione è favorevole, credo che siamo a buon punto, no, di fare qualcosa, ciò che resti una memoria decente, insomma, no, di quello che era uno dei piccoli campi, d'accordo, però c'erano 4.000, pare, ieri ho letto una documentazione, 4.000 persone, quindi già qualcosa. Il campo in cui sono stato io in Francia era in montagna, ma anche lì eravamo non molto di più, insomma, ecco. Sì. E hanno fatto un bel centro, un centro di cultura vicino al campo che vale per tutta l'Europa, un centro per gli ex deportati politici, no? La stessa cosa hanno fatto al campo di Dora Mittelbau, dove sono invitato adesso mese di marzo di venire perché c'è la commemorazione delle liberazioni. La stessa cosa hanno fatto a Bergen-Belsen, dappertutto hanno fatto oltre il campo, la memoria di quello che resta, hanno fatto anche un po' come si può dire, un'aggiunta di studio, di documentazione, in maniera che la gente quando viene sappia che cosa lì, insomma, è accaduto. E questo lo fanno la regione, lo fanno lo Stato tedesco, e quindi io mi aspettavo e mi aspetto che la stessa cosa si faccia anche qua per i campi fascisti, insomma, no? Non so se l'amministrazione comunale di Visco ci ha pensato anche a questa possibilità, Assessore. Sì, ma allora, al di là di tutto, come diceva il professor Tassin, bisogna avere un piano generale. Al momento non è possibile fare piani proprio per questa mancanza di conoscenza dei vincoli. E anche il professore è stato amministratore nel comune di Visco, quindi anche lui per anni ha gestito questa cosa. L'amministrazione, come si diceva, vuole dare spazio alla memoria, lo spazio magari va bene, però vorrei dare la parola ancora al professore Boris Pacor. Professore, dal suo punto di vista, che forma potrebbe assumere questa memoria storica in un campo di concentramento fascista come quello di Visco? Guardi, io se mi cito me stesso, c'è anche lo Stato deve centrare, non solo il comune di Visco, no? Non solo la regione, no? Sì. Credo che sia una cosa che dovrebbe dipendere dall'autorità generale dello Stato, no? Di non tralasciare, insomma, che queste memorie di questi campi, no, insomma, svaniscano, no? E quindi il comune stesso dovrebbe cercare di avere un contatto, insomma, no, con l'autorità superiore, con quella della regione e con quella dello Stato, insomma, dire qua perché i popoli piccoli come gli sloveni, i croati, eccetera, no, non devono un po' essere sempre guardati dall'alto, no? E cercare di non parlare del fascismo, no? Sai che c'è stato una specie di accordo a Trieste tra Violante e Fini anni fa, no, appunto sul fascismo, eccetera, che del fascismo non hanno parlato niente, e di quello che nella Venezia Giulia è successo col fascismo, è tutto cosa insabbiata, insomma, non si sa niente, no? E quindi anche questo piccolo campo di Visco, insomma, fa parte di tutta questa specie di cerco però lei ci ha detto una cosa importante, sì, no? Le chiedo scusa, che lei adesso ci ha detto una cosa importante, che un campo di questo genere non è soltanto un bene, non ha soltanto un'importanza a livello locale, no, ma deve essere assunto proprio come risorsa di memoria storica a livello nazionale, o meglio a livello statale. Ma sì, ma i tedeschi mandano un rappresentante del governo, un rappresentante del Parlamento, quando ci sono le date di liberazione, no? Io ho inteso la vicepresidente del Parlamento che è venuta, no? Dice qua noi facciamo questo affinché si sappia che cosa è stato fatto di male, però noi tedeschi ogni giorno dobbiamo ricordarci di quello che c'era. Vabbè, non confrontiamo adesso quello che era il nazismo tedesco con quel fascismo italiano, però il fascismo era uno e l'altro, no? E quindi questa specie di riconoscenza, diciamo, di campi in generale, non dico solo di Visco, no? Ma anche di altri campi, insomma, no?
bisognerebbe che ci fosse un'autorità superiore che dovrebbe dare il via, insomma, no? di una riconoscenza storica, no? Che si cerca invece di non riconoscere. E il caso mio, per esempio, se mi permette che dica, no? Io ho detto mi danno una riconoscenza come cittadino meritorio, eccetera, no? Dico, ma metteteci vicino anche che sono stato, insomma, maltrattato dal fascismo, no? Come scuola, come lingua, eccetera, e non hanno voluto darlo, no? Perché? Perché non si vuole mettere anche il fascismo, insomma, nella mozione, no? Vede che la cosa è molto più generale di quello di un piccolo campo di Visco, no? Lei si riferisce al fatto che ha rifiutato la benemerenza che il comune di Trieste avrebbe voluto darle, no? Consegnarle. Sì, ho voluto che si aggiunga io ho solo voluto come cittadino che è stato nei campi di concentramento, ma lei l'ha rifiutata proprio per questo motivo. Perché ho chiesto solo un'aggiunta io. Hanno detto che ero in campo di concentramento tedesco e quello francese, d'accordo. Dico, metteteci anche che sono stato al tempo del fascismo privato di tutti i miei diritti della scuola, eccetera. Ci ho perso 10 anni io, no? Per non sapere ingranare a essere cittadino italiano, non solo cittadino ma anche divenire italiano, per scrivere di Mazzini, per scrivere di Garibaldi. Io ho dovuto a 12 anni capire che cosa succedeva attorno a me, ero uno studente fallito io, no? Mentre quando sono diventato prigioniero dei campi tedesco ero un uomo fatto, quindi sapevo come arrangiarmi, eccetera. Come ragazzo ero completamente, insomma, senza possibilità di reagire, insomma, no? E l'amministrazione comunale di Trieste non ha accolto questa sua richiesta di integrazione. Pretende lui di mettere le ragioni in cui riceve, no, questo. Dico, non pretendo, io ho scritto prima al sindaco, se questo non lo mettete fascismo, no? Io la ringrazio in anticipo, ma preferisco dirvi adesso senza che dopo rifiuti, no? E invece hanno fatto tutta una complicazione, insomma, come se io dettassi, no? Il testo per cui dicevo, no? In compenso però è proprio la notizia è uscita oggi sui giornali. In compenso le verrà data una benemerenza che è intitolata Trieste Cultura Civile da parte proprio di un comitato di intellettuali, no? Di Trieste, che le danno questo riconoscimento proprio per il suo impegno, no? per le sofferenze patite sotto il fascismo, e questa vuole essere una risposta anche all'iniziativa del comune di Trieste. Sono molto contento di questo, perché sono personalità che ho sempre rispettato, di cui, insomma, Trieste può essere fiera, come il dottor Camerini, eccetera, no? Di fama europea, eccetera, no? Quindi questo vuol dire che Trieste ha la possibilità, no, di divenire veramente, no, una città multietnica riconosciuta. Anche mi hanno invitato a Berlino, perché mi hanno detto vi invitiamo perché vogliamo noi a Berlino che il Berlino diventi come Trieste multietnica. Dico, una volta, ho detto, una volta. Adesso stiamo ricreando, ma speriamo tra 15 anni che ridiventi multietnica, riconosciuta pubblicamente anche dal nostro comune, no? Che non lo vuole riconoscere, no? E vorrei così approfittare di questa circostanza, anche alla sua presenza, per leggere per i nostri ascoltatori proprio il testo, la motivazione di questo premio che verrà dato da questo comitato di intellettuali per il suo impegno antifascista, di cultura, di dignità e di coerenza, così da farne un simbolo di testimone vivente di resistenza contro il fascismo di ieri e di oggi, nel contesto della Trieste vera, multietnica e multiculturale, al di fuori delle istituzioni ipocritamente silenti della nostra città, e direi non solo di Trieste, evidentemente. Io sono molto contento perché a me piace la multietnicità. Sa che io ho insegnato lingua e letteratura italiana per 24 anni nelle scuole superiori slovene, no? Quindi non potevo insegnare la slovena perché ho dovuto rifarmela tutta da solo dopo la guerra, che siccome non avevo né ginnasio né liceo né università, ho dovuto farmi tutto da solo per la parte slovena. Ma l'italiano devo insegnarla perché non avevo neanche bisogno di prepararmi praticamente, no? E mi piace anche, tra le altre cose, no? La letteratura italiana come quella che una volta mi è stata imposta, ma che dopo ho cominciato invece ad apprezzare e anche insegnarla, no? Quindi non è questione
che noi non siamo preparati a essere cittadini multietnici. Noi lo siamo sempre stati, no? Siamo da tempo di cui abbiamo avuto il primo libro e che Bonomo, il vescovo di Trieste, prepara il primo scrittore sloveno, no? Trubar nel 500, no? E che parla in sloveno con lui. Da allora Trubar predica in 3 lingue nel 550, no? A Gorizia, no? È vero? Quindi in tedesco, in italiano, in sloveno, no? Quindi siamo già pronti da 500 anni a essere multietnici, anche riconosciuti. Molto no? interessante questo. Professore, io devo salutarla, vorrei soltanto ricordare prima di lasciarci che alcuni mesi fa, l'anno scorso, è uscito il suo ultimo libro, edito dalla Rizzoli, che ha un titolo molto bello, 3 volte no. Questo è il titolo: no al fascismo, no al nazismo e no al comunismo. Professore, io spero nel giro di un paio di settimane. Scusi? Se mi permette di interromperla, il merito tanto di Capello la Rizzoli, è stata lei a proporre il libro, sa? Bene, io spero che fra un paio di settimane riusciremo ad averla come ospite per presentare questo libro. Molto volentieri, però. Tanti saluti al professor Toussaint. Mi stia bene, professore. Sì, anche la signora. La signora Cecotti. La ringrazio, grazie e tanti auguri. Auguri, arrivederci. A voi altri tutti, grazie. I ringrazio il professor Boris Pacco, che lo viene appena avuto in linea, e come si fermin per un momento di pubblicità, ti domandi al professor Tassin di fermarsi anche a noi insieme con noi. Sì, volentieri. I sindignò in diretta e tornin allora alla caserma Sbaiz di Visc, che aveva ospitato anche un camp di concentramento fra il 42 e il 43 in tanto al regime fascista. E allora, assessore Cecotti, il professor Tassin, ma anche a modo di poi il professor Pacor, mi sa che sono andati il gusto di fare una roba anche in grande, che poteva coinvolgere anche il paese a livello italiano, di tutto il Stato, addirittura può diventare un progetto sostenuto a livello europeo. Dunque, su queste fonde potessi tentare di suonare alto, o al manco di insumiarsi in grande. Sì, è vero. Allora, quello che è anche vero è che ci scontriamo giornalmente con i limiti dei bilanci, delle disponibilità. Poi il fatto che non si sia parlato nei progetti generali di dedicare più di quello che appunto era stato detto come area della memoria non vuol dire che in futuro, se ci sono le possibilità di avere dei contributi, non si riesca a fare qualcosa. Resta il fatto che purtroppo anche coi contributi i vincoli ci sono sempre. Facciamo ad esempio l'ex dogana austriaca di Visco. Anche qui è un importante edificio storico del nostro paese. Qui abbiamo già il vincolo delle belle arti, lo sappiamo. È vero che la regione ci ha dato un contributo per la ristrutturazione. Resta il fatto che a volerla appunto ristrutturare il comune si deve sobbarcare un mutuo abbastanza sostanzioso. Allora, quanti cittadini di Visco sono favorevoli? Quanto si può andare contro al desiderio dei cittadini di Visco per mantenere viva la memoria storica, o meglio, per mantenere l'intera area intoccata, perché la memoria, come si diceva prima, vuole rimanere. Mm-hmm. Quindi bisogna valutare non solo tutto il periodo storico, per carità, come si diceva, importantissimo e che nessuno vuole cancellare, anzi portiamolo avanti in modo che non succeda più, però valutiamo anche quali sono obiettivamente le necessità di un comune piccolo che deve far fronte a spese di ordinaria amministrazione, e anche lì voglio dire siamo stretti come tutti gli altri comuni, dobbiamo comunque garantire ai nostri cittadini servizi essenziali. Mm-hmm. Professor Tassin, anche chi sta il problema, no? Ma il problema bisogna pensare anche alla cassa, chi sa che si chiama un po' in difficoltà in questi momenti di crisi. Sì, ma il problema è che non sanno se domandare, lì è il punto. Quando io sempre in che famosa riunione ai Ciacarat da storia mi è venuto un collega da Siora, un assessore, va bene che ognuno ha il dassa che la drente, insomma, no? Ma l'ha detto, caro mio, la storia, bisogna vivere ogni giorno con quella storia. Ecco, chi sta lì sono i sentimenti, che di lavarsi
l'immenso con una lapide e vendi la roba per fare magari una plaza che dopo si deve mantenere, che bisogna pensare in grande, e per chi studia. Io hai scritto libri, sei scritto saggi eccetera, ma no, chi non usi per farmi vioti, chi l'ha fatto con sacrifici, lì non le viene fuori una ria di progettualità, lì le dome di disfarsi dal bene, lì è il punto, il drammatico da chi. Sì. Voi altri spero veso pensate, mi riferisco come chiacchierare con l'assessore della cultura dal comune di Visca, mi veso pensate anche un'ipotesi di questo tipo oppure no in questi anni, un'ipotesi anche di valorizzazione culturale e storica di questi edifici e di queste aree? Non certo di una valorizzazione dell'intera area, anche perché appunto, come diceva il professore, poi quello che si crea bisogna anche mantenerlo. Creare una struttura museale va anche mantenuta la struttura museale. Allora, con tutti i contributi che possono pervenire dagli enti, dalle associazioni, dalle istituzioni, non bisogna pensare solo alla creazione ma anche poi al mantenimento. Cosa strana che però mi viene è che il professore, che per anni è stato amministratore, quando era amministratore comunque aveva valutato nell'area di fare diverse cose e non certo di dedicarla interamente come luogo della memoria, proprio perché appunto l'amministrazione di cui faceva parte aveva stabilito come progetto di farne comunque depositi, magazzini, centri congressi, multisala, una valanga, cioè di opportunità per quest'area. Non capisco perché a distanza di anni improvvisamente le cose siano cambiate. No. Professor Tassin. Neanche per idea, non è cambiato proprio niente. Proprio parlando di 120.000 metri quadri è chiaro che tutto non si può musealizzare. Il mio pensiero di adesso è come quello di 10 anni fa, identico, espresso tra l'altro in alcuni congressi internazionali e in alcuni convegni sul riuso delle caserme, cui mai l'amministrazione comunale di Visco ha partecipato. Per esempio abbiamo invitato a Visco a un convegno internazionale il dottor Andrea Licata, che conosce tutte le aree dismesse, da poligoni a basi, dalle Hawaii agli Stati Uniti, dall'Asia all'Africa. Non abbiamo visto nessuno, cioè non c'è neanche la volontà di imparare. Io ho sempre detto, e lo ripeto ancora, che va conservato una notevole parte di questo tessuto, che è ancora quello identico al campo, però che all'interno di questo, dopo un'attenta valutazione e una progettazione su tipologia, perimetri, valutazione storica eccetera, si può anche vendere, come no? Questo l'ho sempre detto e l'ho scritto, siccome in un sacco di saggi l'ho scritto, lo posso agli ascoltatori che vorranno chiedermi, darò dei saggi datati in cui ho scritto questo. Va bene, come voi di sentire un'altra voce, un amico, un giornalista che è pure attento a ciò che succede in Friuli e sai che si è interessata anche di queste robe, passò un giornale che lavora, che è il Gazzettino, in linea Andrea Valcic. Mandi Freddy che mandi a doccia. Buondì Andrea, buon anno. Non ha il proprio seguimento di ascoltatori. E tu che tu hai stato all'era Tassin che ti carave come sì, vin Ferruccio Tassin in linea. Sì, che ti carica il bellissimo Furlan che ha. No, l'ha chiamato Furlan, però come che è stato tocchiato sul VIF dall'assessore, parlai più importanza, alle la partaliana, anche io ho notato che non è qui. Importanza. Mi è venuto, io andai a insegnare italiano, ma andai a insegnare italiano per 31 anni, ma credi che quel che l'ha cercato tu Furlan da sua vita, sì, professore ma era una battuta. Il tenio tanti capire la professor Tassin perché par di chist. E invita in studi Andrea anche l'assessore Elena Ceccotti, l'assessore di Visc. Tu che tu hai seguito il caso, come che no, giornalisticamente segui in tanti rubis. C'è idee ti sei tu fatte di queste caserme sbaiz? Intanto subito una roba che in tutti gli ultimi parole proprio di Tassin sulla sua idea di non assolutizzare tutto il terreno, i 112.000 metri quadri. E infatti io mi ero ricreato anche, avevo pensato a queste robe, cioè di non fare una battaglia su tutte le robe, però credo che sia necessario fare due tipi di ragionamento. Una mi sembra quasi una battaglia di principi e quasi ideologiche
portato in denante a Vischi di qualchedun dal fatto di qualche sorta di sminuire l'importanza dal campo di internamento, no? Io ho veduto dopo l'articolo pubblicato sul Gazzettino, sul sito proprio del Gazzettino, sono stati tantissimi mail, comments all'articolo di una banda che non sapeva che era succeduto, di che altre che diceva per i sitos là queste storie dal nucente italiano e del fasese scondute, insomma, questo è l'altro discorso grande. Se non fosse stato Pattassin per la Kersman e per qualche altri dalla realtà dei campi di internamento per i ex per i sloveni, per i croati in Italia, non si sarebbe sentito fedelato, sarebbe proseguito un po' questa idea del soldato italiano buon e del buon italiano, insomma, no? Invece la storia è storia, purtroppo. Ogni popolazione, ogni storia ha i suoi spies che non sono certamente che innanzi da guerre normali, sono che pies che muoiono frus e femmine, soprattutto di fan e dentro un campo di concentramento. Però torniamo a quello che dicevi prima. Ecco, anche io avevo pensato su proprio lavorante, scrivente sul campo di Visca, e io credo che la roba più intelligente sarebbe partire col presupposto che va a salvaguardare l'ultimo campo, la memoria dall'ultimo campo, e va fatto in maniere serie, storiche e anche dal punto di vista, secondo me, poi di usare il termine artistico o comunque strutturale, studiate una vorrei bene. 112.000 metri quadrati sono tanti. Si tratta di fare un progetto sul mantenimento e sull'inserimento di questo progetto all'interno. Museologo e architetto. Comunque ha bisogno anche dal suo terreno, insomma. Mm-hmm. Non mi sconderei da il problema dall'Eternit, insomma, sapendo il problema, sono d'accordo che è una testimonianza importante, e scusatemi se ho fatto un ragionamento poco morale da quel punto di vista lì, ma anche dal punto di vista del comune, dal punto di vista di int che venga a Visco per via di una roba, insomma, dovresti pensare in qualche maniera di doprare, scusatemi il termine, mettendolo tra virgolutis, queste memorie storiche. Sì. Io ringrazio Andrea Valcis per questa riflessione, che è un evore chiaro. Non sai se l'assessore a Volgion tal cosa fa sia le robis che la ditti come davanti Andrea Valcis. Ho ascoltato attentamente tutte le cose che sono state proposte e non metto in dubbio che appunto sia importante mantenere. Però come ha ricordato il professore, è vero che bisogna studiare, non capisco perché in tutti gli anni in cui sono stati amministratori, è stato lui amministratore e la sua conoscenza è sicuramente molto più ampia della mia, io questo non lo metto in dubbio, per carità, comunque non è stato fatto alcun piano. Quindi, ma non ecco... Federico, vuol dire che mi scusi assessore, ma la sai in bande queste robe, chi di cui amministrare prima e cui amministrare dopo, vedi un patrimonio storico internazionale importante, pensate guarda che sei ad amministrare un progetto serio. Assessore, la 5 sì. Speriamo che le belle arti ci diano una risposta, perché fino a quella volta tutto è inutile. Spero così, e mettendo insieme chi si sproposti che sono di sforvue che io magari le parte anche lì in comune a Vischi, lì a livello della Gionte e dal facente come facente le funzioni di sindaco. Venga stai, Andrea Valci ci ha detto che il Chile è un patrimonio internazionale dal punto di vista da importanza della memoria storica e non dome locale. Il professor Pacor ha detto, anche dal mio punto di vista, ha detto proprio facendo lei un fatto locale al valore di diventare un monumento nazionale, no? Quindi che coinvolge come patrimonio italiano. Il professor Tassin ha detto tutto questo può essere gestito con fondi, con finanziamenti europei proprio per la sua internazionalità. Ma indubbiamente qualche finanziamento lo cercheremo proprio per poter andare avanti con questa opera. Noi ci siamo mossi principalmente, soprattutto col consolato sloveno, in modo da avere qualcosa che possa essere, diciamo, tangibile al momento, in modo da non posticipare troppo le cose, anche perché lasciando le cose così come sono, tutto fermo, ci cascherà tutto in testa prima che riusciremo a trovare una soluzione. Va bene, buon lavoro e stare in avvio di allora e c'è che salterà fuori. La ringrazio.
E ringrazio il professor Ferruccio Tassin. Non di lei la poesia, sì, gli domandi scuse, facendo delle domande di lei una poesia. Allora, ringrazio intanto il professor Boris Pacor, che voi è stato ospite telefonico da queste trasmissioni, ringrazio Andrea Valcic, ringrazio l'assessore Elena Cecotti, e poi si saludin con la poesia che hanno lei e Ferruccio Tassin. La scritta Igor Gruden, che l'estate in 12 campos di concentramento fascist e anche quel di Visco, gelsi in un mar d'erba oltre il filo spinato, serge un palazzo potente in mezzo ai campi, davanti all'aratro 3 paia di mucche bianche arano la grassa terra friulana, sopra nel sole ora migrano gli uccelli, verso la piana spira il vento del Collio, lacerando fumo e nubi sul villaggio. In esilio a Visco ci hanno deportati. Farà primavera in questo spinato cerchio. Questo è il sogno che abbiamo senza gioia. Sole, vento, uccelli allegri van sopra di noi, ma noi conosciamo solo il dolore del rimpianto. Questo la dedico a tutti i negazionismi e riduzionisti. Ho vin trasmetut. Gialle Copasse, parcure di Federico Dairos.